Noi non daremo una casa che sia comunale o pubblica ai clandestini, chiamiamoli clandestini, perché profughi, lo status di profugo deve essere accertato. Questi sono clandestini. Non usa mezzi termini Roberto Marcato, candidato Lega Nord al Consiglio regionale, come ha in più occasioni ricordato anche lo stesso Luca Zaia, ad oggi governatore veneto in corsa alla presidenza. Sono già 3.000 i profughi ospitati nelle strutture e nei centri d'accoglienza della regione. I veneti non sono affittacamere dei clandestini, afferma l'esponente del Carroccio. Non è giusto, prosegue Marcato, che a pagare l'incapacità dello Stato siano i cittadini, e si rivolge direttamente ai padovani con un tono che non lascia spazio a dubbi o fraintendimenti. Ai signori padovani che danno le loro case facendosi pagare dalle cooperative, voglio essere chiaro, l'ho già detto e lo ribadisco, se dopo doveste avere dei problemi vi arrangiate, non pensate di venire in comune o in prefettura o in questura perché vi addebitiamo il costo con gli interessi. È una questione di principio, prosegue Marcato, se ci sono risorse è giusto dare priorità ai padovani in difficoltà. Non sappiamo chi sono, non sappiamo da dove arrivano, non sappiamo quali sono le loro intenzioni, sono culture e nazionalità diverse, sono sensibilità diverse e non è tollerabile che un paese fallito come il nostro scarichi le proprie irresponsabilità sui cittadini.